Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei ritornare su un approfondimento perché ho visto che facendo una pillola e parlando di un circuito radionico fatto, costruito, ideato da Hildegard e Marietto Veneziano, in quella pillola lì non sono stato abbastanza chiaro, non sono stato abbastanza schietto, non sono stato, insomma, non mi sono spiegato bene o forse pensavo che la cosa fosse più semplice da capire. Però prima di partire, in un certo senso di spiegare quel circuito proprio per allontanare situazioni difficili, vi vorrei chiedere e dire anche che quando si usano certi circuiti, prima bisogna partire in difesa, cioè bisogna costruire un guscio eterico, un castello, una roccaforte, insomma, in poche parole, le mura di Gerico. Bisogna costruire queste mura di Gerico che stanno intorno al nostro corpo eterico perché che lo crediamo o meno, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Lo ripeto perché forse il concetto è un po' difficile da capire. Chi comanda l'eterico comanda il mondo. Scusatemi, lo devo ripetere perché mi sembra una cosa importante. Chi comanda l'eterico comanda il mondo, quindi non fatevi pipponi mentali con la New Age, i numeri di Grabovoi e quelle menate da mercato delle pulci, perché c'è un sottofondo di esoteristi che vi stanno prendendo per il, non dico il fondoschiena perché mi ha detto queste cose non le dice, però insomma, allora, prima di tutto partiamo con questo bel circuito con le 29, scusate, le 22 strade cabalistiche, questi 22 suoni che teoricamente hanno costruito l'universo, il mondo, il cosmo, chiamatelo poi come volete. È importante attivarlo. Qui ci mettete sopra il vostro testimone, la vostra foto, il nome, il cognome della data di nascita, lo stampate in formato A4, lo plastificate e lo mettete sopra un armadio, così che quello che rappresenta questa croce che fondamentalmente è stata venduta come la rosa croce, ma in realtà sono i fedeli d'amore, con le 22 strade per raggiungere la Keter, praticamente infondono a livello energetico amore, passione, compassione, verità, insomma tutto quello che noi vorremmo raggiungere. È chiaro che gli esseri umani non potranno mai raggiungere la verità. Al massimo in gloria di Dio, in grazia di Dio, chiamatelo come volete, è la verità che raggiunge gli esseri umani. Pensare di raggiungere la verità vuol dire prendere per il fondoschiena, ma il marietto non dice mai queste cose qua, noi stessi, noi non possiamo con i nostri mezzi riuscire a capire la verità. Se vi vengono a dire il contrario, secondo me c'è qualcosina che non va. Bene, allora attivate questo qui di difesa, importantissimo. Poi, se in casa ci sono discrepanze, non so se avete capito che bisogna attivarsi perché la catena più debole della famiglia sono i figli, ma di conseguenza il marito è un po' gnucco ed è coccio e le sbaglia sempre, ogni cosa che tocca lo trasforma in cioccolato, allora qui ci vuole questo circuito per attivare, per dare la pace in casa, così che magari non dico che gli deve cadere il mattone in testa al marito, però magari un'illuminazione anche al marito. Quindi stampate questo e lo plastificate e lo mettete in giro per casa. Poi ancora questo circuito qui, importantissimo questo circuito, perché? Perché questi sono le 72 forze angeliche mercuriali, quelle forze angeliche mercuriali che vi danno le conoscenze, le competenze, la sapienza, che cercano di dare. Non è che a voi attivate questo circuito e domani mi prendete 4 lauree come aveva Gustavo Rossi. No, chiaramente questo è un circuito che nelle lacune, nella possibilità delle vostre lacune, incomincia a lavorare per dare un piccolo risveglio, perché non si può a un bambino di 6 mesi dargli un filetto, capite? Bisogna dargli il latte, poi gli omologizzati, insomma, le pappette, quelle cose lì. Quindi questo circuito non è che fa miracoli, non è che domani lo stampate e fra 6 mesi
andate a prendere il premio Nobel per la scienza o per via dicendo. No, è un circuito che dà delle spinte. Comunque, tutti i circuiti che ho messo ho già fatto delle pillole. Se è la prima volta che vedi questa pillola, mi raccomando, vai a cercare nel canale Maneto Veneziano una controparte. E poi questo è quando proprio non se ne può più, no? A un certo punto voi nella vita, cosa succede? Vedete che ci sono energie nefaste, cioè o siete in un condominio dove non funziona nulla o siete in una casa dove non funziona nulla, allora se qualcuno vi ha fatto qualcosa che non doveva, attivate questo circuito, le spiegazioni sono in una pillola e lo lasciate, lo stampate, lo mettete dove volete. Bene, detto questo, riprendiamo un po' la pianta da dove eravamo partiti, e che è questa qua, e cioè la tartarughina. Perché la tartarughina? Perché in ambienti esoterici operativi, perché ci sono gli ambienti esoterici che non sono tanto operativi, diciamo che sono quasi dei passacarte. E non sto parlando di dipendenti statali, non è che adesso andate a dire in giro il Marietto parla dei dipendenti statali che sono seduti e si prendono la paga per passare carte. No, ricordate che il Marietto queste cose non le pensa, però sto dicendo quelli operativi, quelli che oltre a teorizzare, mettono in pratica. E quindi, diciamo così, c'è una fascia di maghi che non sta a, come si suol dire, seduto e basta. Opera, fa riti di alta magia operativa. E questo, in un certo senso, creava dei nemici. Cioè, se c'era un gruppo di maghi orientali che voleva invadere l'Europa, e vi ho sempre detto che le guerre non è che nascono da oggi e domani, vengono preparati 30, 40 e anche 300 anni prima, perché ho spiegato una pillola cosa Marietto ha visto anni fa. Quindi ipotizziamo che siano partiti 40 anni fa a cercare di indebolire il nostro sacro suolo italiano, la nostra sacra patria, oppure ipotizziamo che eh, ci sia qualcuno che vuole invadere il vostro spazio. Ecco, la tartarughina è un simbolo importante perché quando questi maghi prendevano i loro nemici, quando riuscivano a catturarli, per intimorirli, sapete che le tartarughe hanno le braccia e le gambe cortine, no? E allora trasformavano i nemici in tartarughe. E quindi questo simbolo, no? È vero che poi una nostra amicizia mi ha scritto, ma anche quel partito c'ha il simbolo tartaruga. E in effetti, così molto probabilmente sanno anche loro questa storiella. Comunque è una storiella di fantasia, non è che dovete sempre credere tutto quello che dice Marietta. Comunque, riprendiamo il discorso. Noi attiviamo questo circuito, ma dovete mettere non il vostro nome di difesa, questo è un circuito, non diciamo di attacco, ma insomma siamo sulla strada, in una mezza strada. Quindi se qualcuno vi ha fatto delle maldicenze, maledizioni, giuramenti, incantesimi, noi ci aggreghiamo a quell'egregora della tartarughina operativa di questi maghi e la utilizziamo per il nostro scopo, cioè difesa del nostro ambiente familiare. Lasciate un mese e mezzo massimo, perché dopo un mese il corpo eterico si satura, e preso il testimone, lo posizionate poi nel nostro losanghe per spedirla e la lasciate lì fin quando non raggiungete l'obiettivo. Bene, sono stato chiaro, se volete delle consulenze sapete che il Degana Maneto Veneziano sono sempre disponibili per 20 euro 45 minuti. Grazie e alla prossima, ciao.